Telespettatori di Video Mediterraneo, ben ritrovati ancora una volta con Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Siamo in diretta su Video Mediterraneo, canale 11, ogni domenica a partire dalle ore 19, la replica 30 minuti dopo la mezzanotte. Oggi puntata numero 15, 3 maggio 2015. Andiamo subito a salutare naturalmente il commentatore ufficiale della nostra trasmissione per quanto concerne il campionato CND e Eccellenza, che è ormai finito da un sacco di tempo, il nostro Peppe Ragona. Ciao Peppe. Ciao Ettore, buonasera a tutti i telespettatori. Dopo una settimana di vacanza. Esattamente. D'altra parte i campionati erano finiti, o quasi, soprattutto quelli dell'Eccellenza, quindi ce la possiamo concedere ogni tanto. ce la possiamo concedere. Però l'Eccellenza ancora riserva tante sorprese perché ci saranno tra i playoff poco ci sono nazionali. Le fasi cruciali dei playoff dove speriamo di portare avanti le nostre due rappresentanze. Due squadre importanti, il Mazzara e il Città di Scordia. Il Mazzara che sicuramente come morale sta meglio dello Scordia, sì, visto che viene da una vittoria risicata, presa lo Scordia ha perso praticamente lo Scordia c'è l'incognita di capire come si saranno ripresi, se si sono ripresi dalla batosta dell'ultima giornata. È vero, è vero. Commenteremo naturalmente anche con Peppe tutto il resto del campionato dilettanti e adesso qui alla mia sinistra subito la bellezza di Jenny Di Aria. Ciao Jenny. Buonasera. Ben ritrovata. Grazie, buonasera amici di Penalty. È sfociata l'estate e con l'estate arriva ancora di più il sorriso di Jenny, complimenti. Grazie. E subito andiamo a salutare anche i nostri ospiti in questa prima parte della nostra trasmissione, il presidente dell'AIAC di Catania, l'amico Renato Marletta. Ciao Renato. Ciao, grazie dell'invito. Ben ritrovato, informissima dopo qualche infortunio, però lieve. Ci stiamo riprendendo. Benissimo. Insieme a Renato Marletta un altro grande amico di Penalty, mister Salvo D'Arrigo, che ritroviamo dopo qualche annetto di assenza qui a Penalty. Grazie a voi, buonasera a tutti. So che sei un fedelissimo però perché ci segui tantissimo, certo, perché si parla di calcio dilettantissimo e tu insomma il calcio dilettantissimo lo conosci anche molto bene. Giovanile. Infatti. Bene, allora oggi una puntata ricchissima, intanto come tutti ben sanno, lo abbiamo già detto la scorsa settimana, l'Acragas ha raggiunto la Lega Pro, la battuta la vogliamo fare subito anche con il nostro Peppe, meritatissima devo dire, no? Più che meritata perché è frutto di un progetto e frutto di un ambiente, quello sportivo di Agrigento, che sembra in continua crescita, non c'è solo l'Acragas, c'è anche la pallavolo e c'è anche il basket che con il maschile sta raggiungendo ottimi risultati, quindi è tutto... Anche perché Agrigento merita ampiamente questi palcoscenici. Dopo no? anni bui a livello sportivo la città sta riconquistando i palcoscenici che merita e questi sono i risultati, c'è l'Acragas ma alle spalle c'è un movimento sportivo in continua crescita. Bene così. Bene così, bene così. La battuta la voglio fare anche con i nostri ospiti e poi passeremo subito ai risultati della giornata odierna. Renato, parliamo di progetto. La parola progetto come al solito viene un po' diciamo esageratamente usata. Di progetto ho avuto anche l'opportunità di conoscere l'ambiente agragantino. Sì. Con Orazio Pitatera allenatore, ho fatto il direttore per qualche mese, sì, con Gioacchino Sferrazza in eccellenza. In eccellenza, sì, e ho avuto l'opportunità di conoscere l'ambiente agragantino e veramente merita questo salto di qualità. Adesso il problema mantenerlo, è mantenerlo perché c'è grande entusiasmo,
bisognerebbe forse potenziare le strutture che sono all'anno zero. Lo stadio Essenneto Non un solo po' quello, soffre, no? no, non c'è l'alternativa del campo alternativo di allenamento, per cui insomma dovrebbero credo migliorarsi, anche perché probabilmente quello che si legge, il Presidente Alessi si vuole dare alla politica, no? Ah, e quindi E allora, potrebbe essere benzina quale ulteriore per la miglior squadra, occasione per uno che ha fatto il Presidente della squadra di calcio proporsi alle amministrative, e so che ha dei contenuti importanti, anche perché la Sicilia latita sotto questo aspetto, eccetto Palermo, Catania, Anche se e io, Messina e Trapani. anche non se io abbiamo- penso che un po' la politica deve stare un po' lontana dal Dovrebbe calcio. stare da lontano, la dovrebbe. politica è intessuta nel nostro DNA. Noi parallelamente camminiamo con la politica. Molto Sicilia Purtroppo- questa cosa, eh? No, è la realtà dei fatti, nessuno A può meno che la disconoscere. politica non allontani Alessi dal calcio. Ah, anche appunto, perché potrebbe anche succedere sta già avendo l'inverso, i no? suoi bei problemi. Io con credo, che queste non possa, primarie. io credo che non possa ricoprire il doppio ruolo, però siccome è una persona lungimirante, ha già pensato in tempi non sospetti a trovare il sostituto. Ah. Perché Beh, l'importante è che evidentemente mantiene viva questa quando bella parli- favola quando dell'Agragas. parli di progetto mi fa venire la pelle d'oca, tu la sai come la penso io, no? Il Infatti. calcio, come la vita, si vive giorno dopo giorno. Probabilmente sarebbe meglio parlare di obiettivi. Allora, l'obiettivo che si proponeva l'Agragas è stato raggiunto. Io piuttosto ho una chiosa che volevo dire ad Acatino Chiavaro, che è stato un mio giocatore, ma il barbiere che gli ha tagliato i capelli con l'Uleca Pro, chi è? Ci ha Vabbè. fatto un corso di ingegnere, ha fatto un corso di questa geometra. questa moda. Salvo, invece tu che ne pensi di questo bel momento di Agrigento? E anche un minimo di progettazione ci vuole. Magari si eccede in questo termine progetti Sì, a lunga sì, scadenza, le scadenze sono un po' più È vero. contenute, no? Faccio gli auguri all'Agragas, mi fa piacere anche perché nell'Agragas che gioca, poi nella seconda parte del campionato è andato in panchina, non so perché, lo Monaco è stato compagno di squadra di mio figlio, questo bel risultato, e già mi pare una promozione già annunciata. D'altra parte era un po' il programmato. team era pronto sì, per, poi per questo salto di categoria. ricordiamoci, hanno anche un giocatore come, nonostante l'età, come l'ex giocatore del Catania Baiocco. Beh, Baiocco, anche Sebastiano sì, Catania. Sebastiano Ma Catania, anche lei le ha dato il suo apporto. Infatti. è una grossa squadra, per cui meritava e Ma- ha vinto ampiamente. E ha vinto il ampiamente. campionato. Bene, allora a questo punto insieme a Jenny leggiamo subito il turno odierno che si è svolto. Oggi la 16ª giornata, la penultima giornata appunto del campionato CND, domenica 3 maggio, i risultati che ci legge subito la nostra Jenny. Noto Torrecuso 2-0, Due Torri Rende 0-0, Roccella Nerostellati Frattese 3-3, Sorrento Interreggio 2-0, Battipagliese Tiger 1-2, Agragas Marcianise 6-0, Comprensorio Montalto Groboli 3-3, Leonfortese Nuova Gioiese 1-1, Neapoli Orlandina 5-0. Come avete potuto ben vedere, l'Agragas ha festeggiato alla grande in casa, battendo con un sonoro 6-0 il Marcianise. A questo punto l'Agragas in testa con 72 punti. Guardiamo la classifica insieme alla nostra Jenny. Agragas 72, Rende 63, Agropoli 59, Torrecuso 58, Neapolis 54, Nerostellati Frattese 54, Leonfortese 52, Due Torri 49, Interreggio 46, Marcianise 44, Roccella 42, Nuova Gioiese 41, Noto 39, Sorrento 37, Battipagliese 34, Tiger Brolo 32, Comprensorio Montalto 29, Orlandina 6. Ricordiamo anche in classifica il Noto con un punto di penalizzazione, mentre l'Orlandina ha ben 2 punti di penalizzazione. Adesso subito la schermata per quanto riguarda il prossimo turno, l'ultima giornata del campionato CND per quanto riguarda questa stagione 2014-2015, eccola qua la schermata: Marcianise Leonfortese, Orlandina Battipagliese, Tiger Sorrento, Nuova Gioiese Comprensorio Montalto, Torrecuso Roccella, Interreggio Due Torri, Rende Agragas, Nerostellati Frattese Neapolis e poi infine Agropoli Noto.
Allora, con Beppe a questo punto il discorso riguarda solo il Noto, che un po' preoccupa, no? Allora, diciamo che ci sono stati dei segnali di risveglio sia da parte del Noto che da parte della Tiger Brolo, che è andata a vincere sul campo di Battipaglia, che non è mai facile, respingendo così l'assalto del comprensore Montalto per l'ultimo posto di retrocessione diretta, quindi conquistando, possiamo dire anche virtualmente, un posto nei play-out. Per quanto riguarda il Noto, la matematica ancora non condanna la formazione Granata ai play-out, però insomma poco ci manca, visto che nel prossimo turno abbiamo visto come la nuova Gioiese abbia un confronto diciamo piuttosto semplice contro il comprensore Montalto, mentre per quanto riguarda il Noto sarà impegnato sul campo difficile, dell'Agropoli. Deve vincere e sperare anche in una sconfitta interna della Nuova Gioiese, che mi pare, insomma, tutto può succedere, però mi pare piuttosto difficile. Quindi in poche parole, due siciliane probabilmente ai play-out, Noto e Tiger Brolo. È probabile che insomma, tra l'altro se finisse così il campionato giocherebbe anche contro. E quindi questa insomma complicherebbe un po'. Una delle due la perderemo. Pazienza. Battuta veloce con i nostri ospiti, dimmi Renato. Devo fare i complimenti al Leonfortese. Sì. Dove... Cambio in corsa anche Ma al dall'allenatore. di là del cambio in corsa, di norma una matricola difficile si assesta in un campionato così importante e bisogna dare atto alla società sana, solida economicamente e mentalmente, che dopo il cambio di Mirto con Infantino, c'è il lavoro anche del direttore, di Roberto Bellomo e tanti altri, e anche i giocatori che hanno dato veramente manforte a questa società. Ripeto, un piccolo centro dell'Ennese, non me ne vogliono il Leonfortese, perché dove Enna è un dato di fatto questo. Non c'è più calcio, è diventata veramente una squadra importante. Io credo che ne sentiremo parlare il prossimo anno, non so perché ho questa sensazione. Il Presidente ha le idee chiare sotto questo aspetto, perché quindi? non basta essere solidi economicamente, bisogna avere anche idee e soprattutto prospettive. E io credo che la Leonfortese voglia fare un salto di qualità. È vero, dimmi. Invece che mi sorprende in questo campionato è la posizione, e ormai i play-out obbligati a fare, della Tiger, conoscendo l'ambiente, conoscendo la società. C'è stato un momento in cui insomma le cose erano ancora peggiori, quindi il fatto di avere comunque conquistato i play-out, insomma hanno salvato quasi la stagione. Conoscevo bene l'ambiente, dato le potenzialità anche economiche di questa società, mi sarei aspettato un campionato ben diverso. Vabbè, vedremo. Però vedremo. A proposito di Leonforte, sempre per il discorso di un movimento sportivo che fa da traino, anche Leonforte, il piccolo centro, ha questa squadra bene posizionata in CND, e nella pallavolo maschile il Leonforte è attualmente la terza forza in Serie B2 e quindi andrà a giocare ai playoff per la promozione in B1. Benvengono sarebbe un questi risultato storico per un piccolo centro come Leonforte, avere una squadra nella terza serie maschile di pallavolo nazionale. È vero. Per fortuna non è caduto nessun ponte, si può raggiungere ancora Leonforte. Leonforte ancora si può raggiungere. Bella questa cosa qui. E adesso per gli amici di Agrigento vogliamo regalare l'emozione di questa bellissima promozione con questo videoclip realizzato appunto dalla nostra redazione. Would you dance if I asked you to dance? Would you run and never look back? Would you cry if you saw me cry? Would you save my soul tonight? Would you tremble if I touched your lips? Would you laugh? Oh, please tell me this. Now would you die for the one you love? Hold me in your arms tonight. I can be your hero, baby. I can kiss away the pain. I will stand by you forever. You can take all your breath away. Well, something got me shaking.
gioia immensa che abbiamo vissuto proprio con la promozione dell'Ajax e Lega Pro, che è un sogno che ad Agrigento si rincorre da 32 anni, una cosa meravigliosa, una sensazione bellissima che ci riempie veramente di orgoglio e ci ripaga di tanti sacrifici che abbiamo fatto in questi anni. Io ricordo che 4 anni fa l'Ajax militava in un campionato di eccellenza, ma militava anche in brutte acque, e quindi abbiamo ripreso in mano questa società, l'abbiamo sanata e l'abbiamo portata con un progetto serio a questa promozione, che è una promozione storica e che manca ad Agrigento da 32 anni. Un Agrigento in festa da ieri, tutta stanotte, stamattina per la città, tutta la gente parla di Ajax, una cosa bellissima vedere questa, è emozionante veramente. Un ringraziamento va a tutti quanti, perché al pubblico, la tifoseria, per i sacrifici, i dirigenti, staff tecnico, la squadra, il nostro mister Feola, che va un ringraziamento anche a lui, merito di tutti quanti. Jimmy, you lied. I'm hoping that soon maybe life it don't pass you by. So Jimmy gets high tonight. And Jimmy, you know everybody hates you when you live on rock and roll. So you get high tonight. 'Cause you don't need nobody to make it on your own. You don't need nobody, you'd rather be alone. So Jimmy gets high tonight. And Jimmy gets high. L'immagine più bella e commovente sono i tifosi ieri allo stadio, che dal primo all'ultimo minuto incessantemente hanno sostenuto la squadra e anche la città. Veramente mi è venuta la pelle d'oca, perché c'ero 32 anni fa e ci sono adesso, ed è una gioia indescrivibile. Strong enough to live without you. Strong enough, and I quit crying long enough. Now I'm strong enough to know you gotta go. There's no more to say. So save your breath and walk away. No matter what I hear you say, I'm strong enough to know.
E rieccoci di nuovo in studio. Beh, Agragas, Agrigento, in Bellissime, festa. bellissime immagini, complimenti per il servizio. Siamo davvero. convinti che però questa sarà una favola che continuerà. Ce lo auguriamo, mai essere convinti però. Ettore. Non si Ma sa non dobbiamo mai. essere convinti noi due, devono essere Loro convinti devono soprattutto essere i convinti. No, dirigenti ce l'auguriamo e tutto il resto. Che sulle ali dell'entusiasmo si possa costruire un progetto davvero Anche perché importante. insomma la Lega Pro porta sponsor nazionali, porta anche più gente allo stadio. Da quando poi si è unita tra prima e seconda divisione è un campionato ancora più importante, è la vera terza serie italiana e quindi chiaramente ci sono grandissime realtà. È vero. C'è Reggio Calabria che l'ha persa Sì, praticamente e il la prossimo terza anno ci serie. sarà addirittura il derby tra Regina ed Interreggi in CND, insomma, vabbè, Questi sono i paradossi assurdi. è vero. Mi avvicino a Jenny. Sì, Secondo me in una buona programmazione bisognerebbe ripartire da Feola, Pino Fighiera e Antonello Raneri, È chiaro. che sono il cuore pulsante della società. e questo è vero, ed è Se giusto. vuoi dare continuità al lavoro, non al progetto, al lavoro già... No, non parliamo di progetto, Ma anche, perché dobbiamo eliminare anche per questa lo parola. stesso Feola, per dimostrare di poter valere tranquillamente Chiaro. la Lega Pro, perché Certo. se non sbaglio l'anno scorso aveva vinto pure il campionato e poi ha cambiato squadra. Sì, è un allenatore vincente, però nulla da dire. E comunque delle buone basi le ha messe anche Pino Rigoli, c'è da È dire. vero, infatti poc'anzi lo dicevamo fuori diretta, come mai non ce l'ha fatta l'anno scorso Pino? Perché il calcio è strano. Perché il calcio è strano. È un po' Allegri con Conte, no? Facendo le dovute proporzioni. La Juve di quest'anno è la Juve di Allegri, però è chiaro che la base sia quella di Conte. Sì, però Lo Allegri stesso ci ha con messo il l'Agrega. suo, ma non voglio parlare di professionismo. No. Non parliamo di professionismo Noi, il perché... calcio che ci appartiene. infatti, allora mi lanci la pubblicità, cara Jenny. Va bene. Amici di Penalty, non cambiate canale, ci vediamo tra pochissimo. I got my mind made up and I can't let go. I'm killing every second till it stays my soul. I've been running to the up and down, to the up and down, and we'll start a fire and we'll shut it down, to the up and down, to the up and down. È di nuovo estate e con l'estate riesplode Donna del Mare. Per diventare una delle 8 concorrenti della nuova edizione, partecipa ai casting ufficiali. Vai sul sito www.donnadelmare.it e compila la scheda di partecipazione. Parteciperai alle selezioni per vivere un'estate di successo indimenticabile. Allora chiama al 336 9207 27. Il concorso che colora l'estate sta aspettando te. È un'organizzazione Play Village. Un'azienda giovane e rampante, competente e soprattutto all'avanguardia. PC One, un solo nome, un solo successo. Da PC One l'assistenza che cercavi nel mondo dei PC. Tutta la componentistica per l'informatica, tutti gli accessori per computer delle marche più prestigiose. Asus, Toshiba, Acer, MSI. Da PC One ampia scelta di notebook e stampanti per PC, nonché toner e cartucce originali e compatibili. PC One, infoline 095 53 71 91.